bentrovati, benvenuti veramente in questo incontro bellissimo. Bisogna dire che questo auditorium, grazie all'intraprendenza e all'attivismo di Rosanna Trevisan, sta diventando sempre più questo auditorio testimone di eventi di alto spessore culturale, artistico e anche, si può dire, spirituale. E dopo l'1-2 di Matteo Gazzolo e con Maria Grazia Albanese, oggi si concretizza un 3 davvero unico che vede insieme espressioni artistiche di grandissimo pregio, con un momento culturale conoscitivo di eccezione e di notevole stimolo di crescita umano-sociale di tutto rispetto. E allora, che è ben presentato dal titolo Vivere la rinascita. Rosanna è riuscita a sparigliare le carte con un poker straordinario. Il musicista, e non solo, Matteo Giorgioni, la cantante, e non solo, Lisa Frassi, il ballerino, e non solo, Marco Pierin, che non vedo, e the last but not least, il giornalista, e non solo, Gianmarco Landi. Ospiti che vado adesso meglio a presentare, ma viene senz'altro spontaneo, ma voi l'avete già fatto, per prima cosa, dare un riconoscimento per la realizzazione di questo pregevole evento a Rosanna, appunto. Allora, Matteo Giorgioni e Lisa Frassi hanno una storia particolare e un curriculum professionale importante, uniti da un sodalizio che va oltre la musica. Lui è un compositore libero, diplomato al Conservatorio di Bologna, già laureato in storia contemporanea nell'università della stessa città, perfezionamento poi in composizione di musica per film presso l'Accademia Chigiana di Siena, allievo del maestro Luis Bacalov, premio Oscar per la colonna sonora del film Il Postino. I suoi brani al pianoforte, talvolta arricchiti da vocalizzi e antichi mantra di varie tradizioni, favoriscono l'intimo contatto con se stessi. Qua ho perso il segno. L'ascolto della propria anima e la diffusione dell'armonia. Il suo riscoprire antiche credenze di popoli arcaici nativi indigeni si collega perfettamente con le recenti scoperte in materia di fisica quantistica, che studia le relazioni tra oggetti e le vibrazioni degli stessi. La sua musica sottende uno stretto contatto con la natura, per questo è accordata ai 432 Hz. Lei, Elisa Frassi, psicologa e psicoterapeuta, musicista, scrittrice, dopo il master in psico-oncologia presso il Bellaria di Bologna, approfondisce tecniche per il benessere del corpo e della mente e diventa insegnante di Hatha Yoga, approfondendo il potere dei mantra come strumento di centratura e guarigione. Il loro progetto Jyotishmati unisce testi sacri antichi, armonizzati col dispositivo Loop Station e accompagnati al pianoforte da musiche originali in chiave moderna, diffondono melodie antiche e suggestive, vibrazioni che aiutano a centrarsi, rilassarsi, che fanno viaggiare oltre il tempo e lo spazio, per diffondere pace, armonia, tutela e rispetto per la natura e amore verso se stessi e verso gli altri. Marco Pierin, ammesso alla scuola di ballo del Teatro alla Scala all'età di 11 anni, a 18 anni si diploma dopo aver fatto 2 anni di perfezionamento all'Accademia Coreografica del Teatro Bolshoi di Mosca. Poi entra immediatamente a far parte del corpo di ballo del Teatro alla Scala. La sua carriera è fulminea. All'età di 21 anni è promosso solista e a 23, dopo un importante debutto nel ruolo del principe Albrecht nel balletto di repertorio Giselle,
prima al Teatro Lirico di Milano e poi alla Metropolitan di New York, viene nominato primo ballerino. Ha danzato in moltissimi tra i più prestigiosi teatri internazionali e nazionali, tra i quali, oltre al Metropolitan di New York, l'Opera House di Sydney, l'O'Keeffe Center di Toronto, il Teatro Municipal di Rio de Janeiro, l'Erodeattico di Atene e praticamente in tutti i teatri italiani, Arena di Verona, Fenice di Venezia, Opera di Roma, San Carlo di Napoli, Massimo di Palermo, eccetera. È stato partner di straordinari interpreti come Carla Fracci, Luciana Savignano, Anna Razzi, Evelyn de Sutter, Lynn Charles e tante altre. Importantissimi coreografi lo hanno voluto interprete delle loro creazioni come Maurice Béjart, Roland Petit, Rudolf Nureyev, solo per citarne alcuni. Conclusa la sua lunga e importante carriera sulla scena, si dedica poi all'insegnamento di alto livello, sia come maestro invitato nelle grandi compagnie internazionali, sia alla preparazione e al perfezionamento dei giovani talenti alla danza. Gianmarco Landi, giornalista pubblicista su testate quali Imola Oggi, Notizia del Parlamento, Database Italia, blogger e osservatore politico internazionale, analista finanziario, economista, esperto e consulente nei settori dell'alta finanza, anche nel campo internazionale, su piazze quali Londra, Hong Kong, Zurigo, Francoforte, New York, Miami. Già dirigente all'Agenzia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le ONLUS, Agenzia Governativa di Vigilanza Terzo Settore, già assistente parlamentare e consulente di alcuni senatori sui processi legislativi inerenti alla riforma delle banche popolari italiane, studioso e ricercatore di storia e filosofia. Beh, credo che quello che andiamo a vivere con questo evento sia veramente un grande nutrimento armonico di bellezza e conoscenza, uno stimolo vitale di crescita, davvero un vivere la rinascita. E allora un buon vivere la rinascita a tutti. La 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 la, 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 la 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 la,
Guru Brahma, Guru Vishnu.
giusto due parole, merita così due parole di introduzione alla esecuzione di appunto Marco Pierin. Allora, l'esecuzione artistica di Marco Pierin, accompagnato dalle note musicali Piume di Matteo Giorgioni, ci mostra un aspetto cruciale del nostro vivere personale, la lotta per liberarsi dagli schemi mentali, dai condizionamenti personali e sociali che ci legano, ci imbrigliano il nostro vivere, e con la presa di coscienza e l'impegno personali arrivare alla liberazione da queste catene e finalmente librarsi in un volo d'ali per volare verso la realizzazione piena del nostro sé. Marco Pierin.
a secret chord that David played, and he pleased the Lord. But do you really care for music? Do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift. The baffled king composing hallelujah, 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 well, I needed faith, and you needed proofs. You saw her bathing on the roof, her beauty, and the moonlight overthrew you. She tied you on her kitchen chair, and she broke your throne, and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, 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 hallelujah.
Grazie a tutti. Allora, Lisa e Matteo mi volevano mettere in difficoltà, perché l'Alleluia si canta quando c'è la messa, prima del Vangelo, quindi se questa è la situazione, mi fai un'esibizione del genere e poi mi dai la parola, va bene che mi volete bene, però stiamo un po' esagerando secondo me. Allora, io vorrei un attimo stemperare le alte vibrazioni che stiamo provando dopo queste esibizioni, sia la rottura degli schemi e la danza del ballerino che mi ha molto suggestionato, e ovviamente l'esibizione canora e il piano di Matteo, non neanche a parlarne, proprio abbiamo volato altissimo. Quindi io vorrei scendere qui un po' con i piedi per terra e vorrei tirare le orecchie al mio amico Andrea, che mi ha fatto mettere quella giacca che mi ha fatto sembrare, come ha detto qualcuno, un albanese, perché la giacca era molto più grande della mia taglia e quindi i colori erano peraltro chiari. E venendo io in questo momento da Tirana, sono qui in tempo grazie a Andrea, che non so quante multe ha preso per arrivare qui in tempo, e mi ricordo di un periodo particolare della mia vita, l'abbiamo vissuto tutti, quello della rottura degli schemi. Lo schema è una conformazione dal latino greco, l'etimologia, schema, rompere gli schemi vuol dire cambiare le forme, e secondo me noi possiamo partire una breve, come diciamo, un viaggio storico in un periodo che probabilmente tutti ricorderemo. Io lo ricordo in maniera molto particolare perché una mattina decisi di non andare a scuola, era il mio ultimo anno di scuola. Presi il mio motorino, avevo un Sì bianco e avevo una fortuna all'epoca, avevo trovato una ragazza che a quanto pareva all'epoca poteva risolvermi un problema mentale che io avevo. Io mi accingevo l'anno successivo ad andare all'università ed ero vergine. Allora saltai la scuola, una mattina avevo il motorino, tutto contento, ero quasi tremante per andare a prendere questa ragazza, perché poi insieme non dovevamo andare a scuola e dovevamo fare una cosa, un salto. Se non che succede una cosa fuori dal mondo. Io all'epoca abitavo a Brindisi, perché la mia famiglia originaria di Brindisi. Arrivo col mio motorino, tutto miscela, scoppiettante, arrivo in porto e trovo la città invasa da albanesi. Allora, voi pensate cosa possa significare per una città di 80.000 abitanti trovarsi improvvisamente 20.000 cittadini arrivati la sera prima, partiti la sera prima dall'Albania. È una cosa sconvolgente, anche perché all'epoca l'Albania era il comunismo. All'epoca l'unica informazione che noi avevamo era Radio Tirana, che faceva, no, una musichetta, un linguaggio che non si comprendeva. Io quella mattina fui sconvolto, perché vidi tanti giovani che arrivati in Italia, a Brindisi, e che si sono trovati dal 3 al 4 di marzo una nave che partiva e che voleva rompere gli schemi, rompere le regole, è il 1990 sto parlando, e quindi un operaio del porto di Durazzo vedeva la nave che partiva, così come sono vestito io, saliva sulla nave e arrivava in Italia, perché l'Italia era qualcosa di magico per loro. L'Italia era la musica che sentivano, le televisioni che vedevano, gli spettacoli che vedevano,
e venendo da una dittatura, dalla dittatura comunista, ovviamente per loro era la libertà, era era un sogno poter arrivare in Italia. Io mi ricordo le scene di solidarietà, persone che facevano, mamme che facevano la spesa e che prendevano dalle loro buste della spesa per dare a queste persone che non avevano niente, non avevano neanche per lavarsi, per mangiare. E la cosa che mi ha sconvolto è stata quella di ritrovare un uomo di 56 anni, si chiama Andy, che adesso in Albania fa l'imprenditore, ha 50 dipendenti e vende marchi italiani, come ad esempio Rio Mare, no? Manetti Roberts, Borotalco, tanti marchi italiani dei supermercati, in questo paese che si chiama Albania e che è cambiato totalmente in 33 anni, vende prodotti italiani grazie ad Andy. Ad Andy, che era uno di questi ragazzi che aveva 24 anni all'epoca, che salì su una nave perché faceva l'operaio a Durazzo, al porto di Durazzo, salì e arrivò in Italia. Ruppe gli schemi, perché dopo un mese in un residence salì al nord, fece l'operaio 3 anni e mezzo lavorando come un somaro, mise qualche soldo da parte, fece delle relazioni, capì come si viveva in Italia e a 28 anni ritornò poi in Albania, nella sua terra, per fare l'imprenditore, portando un vantaggio per se stesso, perché ovviamente adesso è un'azienda che fattura oltre 13 milioni, quindi è molto benestante per essere, soprattutto perché anche in Italia sarebbe benestante, però in Albania è molto benestante e soprattutto ha creato un trade union fortissimo, ha contribuito a creare un trade union fortissimo tra l'Albania e l'Italia. E quindi io con questo ricordo personale vorrei fare un parallelo con i tempi che stiamo vivendo, perché noi stiamo vivendo dei tempi in cui passeremo dal buio alla luce, ma molto di più di quanto è avvenuto per gli oppressi di una dittatura quale quella comunista, che ovviamente hanno conosciuto del benessere, hanno conosciuto un momento di libertà, di democrazia, di apertura a nuove possibilità grazie al crollo del muro di Berlino e all'epoca, la cosiddetta epoca della globalizzazione. Perché ogni cosa, ogni medaglia ha due facce, una bella ma anche una brutta, come ogni cosa che è qui del mondo. C'è il bene e c'è il male in ogni cosa. Il comunismo aveva anche una faccia bella, perché ricercava l'uguaglianza tra gli esseri umani, ricercava una serenità, una tranquillità e non, come dire, quell'ansia consumistica che c'è nel capitalismo. Ovviamente questo bene aveva un'altra faccia, aveva un male. E che male? Perché in Albania tutti i rubinetti erano uguali, tutti i pantaloni erano uguali, ogni persona aveva diritto a 2 paia di mutande all'anno, uguali alle altre. Il comunismo albanese di Enver Hoxha era quello più rigido, più duro, una vera e propria dittatura. E quando ho visitato Tirana qualche giorno fa, nel museo, la cosa che più mi ha colpito del Museo delle Vittime del Comunismo è stato il tentativo di obbligare le persone e controllare le persone, addirittura con delle microspie. Sto parlando di roba anni 50, 60, quindi tecnologie superate, però il regime controllava e obbligava le persone a dei comportamenti. Mi sono sentito per certi versi come fossimo in Italia nel 2021 e nel 2022, quando si creavano dei documenti, ovviamente in forma digitale, ovviamente in forma moderna, per obbligare le persone a fare quello che non volevano fare, come se qualcuno volesse creare
in forma moderna, in forma più edulcorata, più patinata di democrazia e di capitalismo, una forma di comunismo, il comunismo del Green Pass. Questa è la sensazione che io ho avuto stando a Tirana e vedendo il museo del bunker, uno dei 2 musei del bunker. E quindi la storia si ripete. La storia non è un qualche cosa che è fermo e una volta che è accaduta resta lì. Tuttavia, io sono molto felice perché avendo maturato una certa dimestichezza con la materia finanziaria, ho capito che siamo all'alba di un giorno totalmente nuovo e passeremo da un buio che travolta non abbiamo neanche percepito quanto il buio fosse, passeremo alla luce, perché tutti gli schemi macroeconomici che sono non solo sulla testa delle persone, ma che sono sulla testa delle nazioni, dei governanti e talvolta anche dei continenti, questi macro schemi sono saltati, stanno saltando. E questa cosa è la conditio sine qua non per poter salire noi tutti idealmente su una nave e volare, anche se le navi vanno per mare, esistono con un po' di fantasia, con un po' di arte, possiamo immaginare navi che ci portano nello spazio, in una nuova dimensione, in un nuovo mondo. Ma come vi dicevo, voglio rimanere con i piedi per terra. Che cos'è questo nuovo mondo? Vi racconterò ciò che sta accadendo nel sistema finanziario, perché chi mi segue nel canale sa che io ho postato l'altro giorno un documento che spiega che cos'è il QFS, perché è uno dei problemi che ho riscontrato è che alle volte anche persone altamente scolarizzate non hanno proprio idea di cose che sta accadendo nel mondo finanziario. Nel mondo finanziario sta accadendo una guerra, è in atto una guerra che ci porterà ad una pace che verrà ovviamente, che creerà un nuovo schema, quindi nuovi schemi, e quindi nel momento in cui, ad esempio, alcuni paesi come Cina, Russia, Sudafrica, Brasile e India si ritrovano dal 22 al 24 d'agosto in Africa e rompono gli schemi, i macro schemi internazionali, nel senso di commercio, nel senso di regole, nel senso di infrastrutture tecnico-legali attraverso cui sono possibili le macro transazioni. Beh, nel momento in cui accade questo, anche se la maggior parte delle persone percepisce questi eventi come distanti, beh, sappiate che distanti non lo sono. Sappiate che non sono cose astratte che non hanno valenza, perché questi eventi, gli eventi del Sudafrica, del meeting dei BRICS, produrranno uno sconvolgimento nel sistema economico-finanziario. Noi siamo passati in pochissimo tempo, dagli anni 90, in cui il mondo era diviso in due, in cui c'erano 2 blocchi e lo schema prevedeva che c'era un confine e uno, se stava di qua era capitalismo, se stava di là era comunismo. Cos'è il canale d'Otranto? 80 chilometri dalla Puglia. Eppure la differenza tra la Puglia e l'Albania, tra Brindisi e Durazzo, era di 30, 40 anni, di 50 anni. Era una differenza enorme. E all'epoca io, mentre ero su quel motorino, con quel sì, un po' incazzandomi perché non potevo fare quello che potevo fare, perché Brindisi fu sconvolta quel giorno, no? Voi vi ricordate cosa dovevo fare io quella mattina sul mio motorino, no? Però Brindisi fu sconvolta, si paralizzò in quel momento, tutti per strada, nessuno andò a scuola,
Quindi fu una cosa così sconvolgente che tutto fu paralizzato, anche quello schema mentale che volevo rompere io in testa, che quando uno ha una certa età non è che possa poi andare all'università, no? E però cosa succede? Cosa sta succedendo? Sta succedendo che quello schema che si ruppe negli anni 90, anche attraverso la globalizzazione, perché la globalizzazione fu che le merci potevano circolare e le genti potevano circolare, cosa che non era possibile prima. Quella rottura di quello schema ha portato alla globalizzazione, ha portato a un mondo che ha, come sempre accade per tutte le cose del mondo, e sottolineo del mondo, ha una cosa positiva e una cosa negativa. Una faccia positiva perché la globalizzazione di fatto ci ha avvicinato moltissimo. La distanza che c'era tra me e un albanese non era solo una giacca di una taglia più larga, era molto più ampia, 33 anni fa. Così come con i paesi africani le distanze erano enormi, quindi la globalizzazione ha effettivamente avuto un qualche cosa di positivo, ma ha avuto tante altre cose negative, pesantemente negative, soprattutto per l'Italia, che ha conosciuto una decadenza, un decadimento economico-finanziario e una caduta di valori molto forte, perché l'Italia è un paese che ispira culturalmente il mondo, lo ha sempre fatto con le sue arti figurative e non, canore e non, con la capacità che gli italiani hanno di creare qualcosa che suscita emozioni. Ma l'Italia nella globalizzazione si è persa, perché l'Italia ha perso quella centralità forse culturale che aveva un tempo. L'Italia dal cinema allo spettacolo ha conosciuto una lenta decadenza. C'è stato un tempo in cui gli artisti erano accanto a chi effettivamente aveva il potere di conformare, quindi di, come dire, rendere belli gli schemi di comportamento sociale dei popoli. Ma c'è un tempo invece adesso in cui questi schemi sono stati avvocati da un'elite, io la chiamo un'elite pedosatanista perché sono molto crudo nelle mie analisi, ma nella globalizzazione è l'America che è Hollywood che ha dato i comportamenti, è la grande industria che so dell'abbigliamento sportivo che ha dato la linea, no? Le grandi multinazionali danno come si veste una persona per bene. Io all'epoca mi ricordo che in discoteca negli anni 80, fine anni 80 dovevi andare certe volte vestito per bene, ti richiedevano le scarpe di suola fatte bene, non le scarpe da tennis. Adesso non è più così, perché le scarpe da tennis, alcuni paia di scarpe costano più delle scarpe cucite a mano a Porto Sant'Elpidio nelle Marche. Questo perché? Perché il mondo si è svaccato, è un mondo che ha perso grazia, è un mondo che si è omogenizzato, e quindi voi capite che una punta come l'Italia è stata spuntata. Questo è lo schema della globalizzazione, questo è quello che è accaduto con le luci e ombre dagli anni 90, dai primi anni 90 in poi. Però il mondo si è spaccato adesso. Adesso il mondo non è più univoco, non c'è più un'elite che comanda. Io leggo anche delle informazioni che arrivano da altri canali di cosiddetta controinformazione. Non vorrei mettermi a fare polemica spicciola, ma quello che è accaduto a Johannesburg è solo il suggello a qualche cosa di sconvolgente, perché il mondo si è spaccato in due parti. Un'area che possiamo intitolare G7, i paesi del G7,
tra cui bisogna annoverare l'Italia, e un'altra area che possiamo chiamare BRICS, Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. E quali sono i due modelli che si contendono le logiche di funzionamento macro del mondo? C'è una logica, quella dei paesi del G7, che vuole perpetuare la globalizzazione, che vuole perpetuare un governo attraverso la finanza delle economie, delle politiche, di tutto ciò che ha rilevanza nella vita sociale, e c'è un altro modello opposto, che è quello delle multipolarità, in cui non c'è solo uno che comanda, e in cui la finanza, tra parentesi, le banche centrali, che sono le centrali di potere della finanza, che vengono di fatto esautorate. Perché verranno esautorate? Perché attraverso lo scontro tra i paesi del G7 e i paesi del BRICS potrà nascere un nuovo sistema finanziario che preveda dignità per tutti, che non preveda un'elite finanziaria con poche migliaia di persone che determinano, utilizzando qualche decina di migliaia di servi, di camerieri milionari, che decidono come l'umanità deve vivere, dove deve andare, cosa deve fare, cosa deve pensare, come deve inocularsi nel momento in cui una supposta pandemia, molto supposta e per niente pandemia, determina quindi le condizioni per perseguire una globalizzazione di che cosa? La globalizzazione di un comunismo, perché questo è il pericolo che noi abbiamo sperimentato e che abbiamo patito. Il pericolo che i paesi del G7 si trasformassero, quantunque mantenendo la patina e le forme, le sembianze della democrazia e della libertà, si trasformassero in dittature come quella dell'Albania della guerra fredda. E perché poteva accadere questo? Sarebbe potuto accadere questo perché il grande reset del quale il nostro governo italiano, tutti i nostri governi, da quello Conte, quello Draghi e anche quello Meloni, sono portatori, prevedeva attraverso l'Agenda 2030 che cosa? Prevedeva un ruolo importante, significativo per le banche centrali, attraverso le emissioni, sì, di monete nazionali, le Central Bank Digital Currency, ma che non sono monete, ma che non sono denaro in realtà. Sono un meccanismo che consente o non consente lo scambio economico. E non è denaro questo, perché il denaro è altro. Il denaro è qualche cosa che ha valore e che appartiene a qualcheduno. Le CBDC non sarebbero state denaro se questo progetto fosse arrivato a compimento, perché in realtà erano un meccanismo un pochino come quegli abbonamenti a Netflix, per dare un'idea, un meccanismo di diritti. Tu sei abbonato, come sei abbonato? Perché hai un credito, quindi hai delle cifre, hai lavorato, e hai un credito sociale. Vuol dire che c'è un'autorità, sei autorizzato a spendere, qualcuno ti consente di spendere. Questa sarebbe stata la grande differenza, ed è una cosa che non ha nulla a che fare col denaro, perché se io ho delle banconote, mi presento da qualcuno, dico quanto costa? 50 euro, tieni di 50 euro e dammi quello che mi dà. Lì non c'è nessuna autorità che interviene a autorizzarmi o meno l'acquisto e quindi la transazione. Ma le CBDC non avrebbero funto questo, avrebbero sostituito questo, avrebbero tolta la funzione del denaro di scambio, avrebbero tolto in maniera proditoria
in maniera gentile, attraverso le parolone ampollose dei media mainstream, la proprietà privata alle persone. Le persone avrebbero perso di fatto la proprietà privata, perché la proprietà privata cosa prevede il codice civile? Che cos'è il diritto di proprietà? È il diritto di godere e di disporre di qualcosa, no? Se non sbaglio, articolo 832 del codice civile per la legge italiana. Diritto di godere e disporre. Possiamo godere? No, perché se Greta Thunberg dice che il mondo va a fiamme e in vacanza noi non possiamo andare, anche se io ho i soldi, ho la barca, ho la macchina per fare certe cose, noi non possiamo godere, perché è sottoposta a un'autorità che me lo consente o meno. Possiamo disporre, cioè possiamo vendere o alienare, questo vuol dire disporre? No, perché magari qualcuno salta su delle regole che io non posso vendere a Rosana perché chi ha i capelli troppo eccentrici non ha un credito sociale, chi è creativo non ha credito sociale, gli artisti hanno demeriti sociali perché rompono i coglioni, alzano le vibrazioni, hanno sempre rotto gli scatole questi artisti, quindi loro non possono comprare e quindi io non posso disporre perché non posso vendere magari a loro quello che vorrei fare. E quindi che cosa avrebbero realizzato? Avrebbero realizzato un grande mondo globalizzato, una grande Albania stile Enver Hoxha, forse anche peggio, perché almeno nell'Albania di Enver Hoxha c'era, come dire, un'idea romantica della vita, chiaramente impositiva, ma l'uomo doveva fare l'allevatore o il contadino e stare nella sua dimensione, no? Nel suo paesello. Però quando uno propone, quando ci sono dei comuni in cui governano imbecilli del PD o di Forza Italia che vanno avanti nella strategia della città di 15 minuti sto cazzo, dico io, ma non vi rendete conto che state portando avanti la dittatura, che perorate l'oppressione degli esseri umani? E allora questa cosa ci fa ovviamente comprendere il buio in cui siamo precipitati, quando il Presidente del Consiglio, Conte, perfettino, con la sua cravattina, per bene, si presentava in TV. Volete andare dall'amante? Non vi è consentito, perché volete andare a fare la spesa, da Noventa Padovana a Noventana? Non vi è consentito andare a Noventana, perché è un altro comune. Il non consentito. Ma noi non abbiamo bisogno che un'autorità ci consenta qualcosa, Noi siamo molto di più, perché noi non siamo del mondo, noi siamo nel mondo. Gli esseri umani non sono animali. Il nostro modo, anche fisicamente, cioè non esiste nessun ambiente in cui tu prendi un uomo, lo metti in quell'ambiente e si capisce che l'uomo è di quell'ambiente della terra, in qualsiasi angolo della terra, perché l'uomo si adatta, perché noi siamo nel mondo e non del mondo. E questa è la sottile differenza per comprendere il senso profondo e malvagio di questi progetti che si chiamino comunismo o grande reset o transumanesimo. Il progetto è prendere qualcosa che è nel mondo e fare in modo che resti imprigionata in questo mondo e che diventi del mondo. Ma non ce la faranno. Non ce la faranno perché soprattutto durante questi 2 anni e mezzo io ho avuto a che fare con tante persone che attraverso la meditazione, attraverso la riflessione, attraverso l'incontro tra esseri umani, attraverso la musica, attraverso la danza, attraverso il teatro, ci dimostrano che noi non siamo animali, noi siamo esseri umani nel mondo. Noi siamo qualcosa di più
e di superiore al mondo. Questo non vuol dire che noi abbiamo il diritto di prevaricare il mondo, di prevaricare l'ambiente, ma noi non abbiamo nessun dovere di sottostare alle regole immonde che un'elite malvagia, satanista, ha cercato in maniera proditoria e surrettizia di infilare tra le pieghe della democrazia e della libertà, tra le pieghe del benessere, tra le pieghe dello Stato di diritto, per costringere gli esseri umani, per opprimere gli esseri umani. E quindi noi dobbiamo gioire di cosa? Di questa contrapposizione economico-finanziaria tra paesi BRICS e G7. Allora uno può dire, ma tu non sei un patriota perché l'Italia è uno dei paesi del G7, i BRICS sono alternativi. Allora qui voglio spiegare e faccio un breve inciso tecnico anche per sgombrare un pochino il campo da tante sciocchezze che vengono dette. I BRICS nascono con un fine specifico, e cioè quello di irreggimentare, di conglobare alcuni paesi che erano fuori controllo e che stavano crescendo un po' troppo. Allora, il BRICS, è vero, viene gente della Goldman Sachs, no? O'Neill coniò l'acronimo, ma banchieri della Goldman Sachs scrissero i primi trattati per creare delle regole specifiche per questi paesi emergenti, che nel 2008 erano Brasile, Russia, India e Cina, quindi BRIC. Poi dopo, un anno e mezzo dopo, si è aggiunto Sudafrica e hanno fatto i BRICS. E quindi loro che cosa avrebbero voluto fare? Avrebbero, come sempre, ti portano un vantaggio, ovviamente un vantaggio c'ha una cessione di qualche cosa. Allora sono andati da Medvedev, sono andati da Lula, sono andati da Hu Jintao e gli hanno detto: se tu obbedisci a certe regole per fare lo scambio e per creare un mondo di globalizzazione, la tua nazione avrà un peso dentro il Fondo Monetario Internazionale. Li vedi i paesi del G7? Li vedi come stanno, no? Gli Stati Uniti, la Germania, il Giappone, l'Italia, la Francia, il Regno Unito? Li stai vedendo come galoppano? Pure voi potrete galoppare così, anche lavorando di meno come fanno loro. Dovete avere maggior peso nel Fondo Monetario Internazionale, perché i dollari servono a tutti. I dollari sono potere, in realtà esercizio di potere abusivo e arbitrario, perché sono ricchezza che non esiste ma che il sistema considera ricchezza. E quindi volete maggior peso? Dovete fare i BRICS. E questi qui l'hanno fatto. Però questo non vuol dire che uno che fa una cosa nel 2008, poi che questa cosa non si trasformi, così come si è trasformata, in un boomerang per l'elite. Perché è un po' come l'Unione Europea. L'Unione Europea non è un boomerang per l'elite, perché serve a imbrigliare le mani dei governanti italiani, francesi, di chi è in Italia, no? Di chi è in Europa. Ma l'Unione Europea aveva la funzione di rafforzarci a livello economico, di consentirci un maggior scambio, di avere un peso nell'economia globale. Quindi c'era una cosa positiva da una parte e una serie di cose negative di cessione di potere dall'altra. Così hanno fatto con i BRICS, solo che è successo che è come se l'Unione Europea decidesse di dire: guardate, noi adesso, a noi degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito non ce ne fotte niente. Ci mettiamo in maniera alternativa rispetto ai paesi del Regno Unito, dell'anglosfera. Cosa sarebbe successo? Che il mondo si sarebbe spaccato e che chi aveva il controllo unipolare, controllando le nazioni, non l'avrebbe più avuto il controllo unipolare, perché l'Unione Europea diventava qualcosa di grosso. Magari tu, la Francia, l'Italia a singola, la Grecia a singola, la riuscivi a mettere a posto, la Grecia con 2 schiaffi la mettevi a posto, però tutti insieme ti fanno un blocco che ti scassa il sistema. Quindi quello che è successo è questo. È successo che un signore che si chiama Vladimir Putin, che basta guardarlo in faccia per capire che è un grandissimo figlio di puttana e che è difficile metterlo sotto, cosa ha fatto? Ha accettato quello che doveva accettare quando doveva accettare, ha fatto buon viso e cattivo gioco,
Sì, ha nazionalizzato la Gazprom, doveva avere BlackRock dentro la Gazprom, che la Gazprom è l'azienda del gas, accettava. E non è che si poteva mettere contro i banchieri e le banche centrali. La banca centrale di Russia voleva applicare certe regole, le accettava, obbediva, ma lavorava. E quello che è successo è questo, che Putin, Xi Jinping, ora Lula, ma Lula è di facciata perché lì è l'esercito che comanda comunque in Brasile da sempre, no? Anche quando c'era Bolsonaro. Il Brasile, l'India e il Sudafrica hanno creato un polo alternativo a quello del G7, che non vuol dire che è alternativo agli italiani, ai popoli francesi, ai popoli inglesi, è alternativo alle elite di questi popoli. Noi accettiamo a torto collo questa elite che ci governa, ma questa elite governa su dei presupposti della globalizzazione. L'Unione Europea perché ha un senso? Perché il mondo funziona nella logica della globalizzazione. Quindi voi capite che cosa sta per succedere adesso. È un po' come quando è crollato il muro di Berlino, no? Magari una persona che non si interessava di storia, di politica, dice, beh, ma è caduto un muro. Loro sono contenti perché magari ci può essere qualcuno che sta a Berlino est che va a Berlino ovest, ma a noi che cazzo ce ne frega, uno può dire, no? Uno scemotto di turno negli anni 90 diceva questo, senza capire che lì non era un mattone che era caduto o un muro che era caduto, era saltato lo schema politico del mondo. E allora quello che sta accadendo oggi, in questi giorni, è che sta saltando lo schema di funzionamento del mondo degli ultimi 450 anni. Altro che muro di Berlino. Sapete perché? Perché un'elite essenzialmente formata da un'alleanza tra gesuiti e khazari ha governato l'Occidente per arrivare al punto in cui noi stiamo. È arrivato a un punto in cui noi consumiamo cibi e assumiamo sostanze attraverso cibo di cui non sappiamo gli effetti. Altro che il vaccino mRNA. È ovunque questo problema. Il vaccino mRNA è l'apoteosi di questa situazione, di questa fenomenologia. Ma noi ovunque facciamo cose a cui non diamo peso, ma che hanno peso. Noi siamo diventati, senza rendercene conto, noi popoli occidentali, burattini. C'è una favola che ogni tanto ricordo, la favola di Carlo Lorenzini, conosciuto come Carlo Collodi, la favola di Pinocchio. Perché è importante questa favola? Perché questa favola ci dice cosa noi dobbiamo fare per non essere burattini, ma per essere in carne ed ossa, per essere umani. Lo spiega benissimo. A parte studiare, la scuola, a parte volere bene, a parte mantenere la parola data, a parte non eccedere nel paese dei balocchi, ci ha detto che noi dobbiamo stare attenti alla pineale. Pin, occhio. Terzo occhio. Pineale, occhio. Voi pensate che si chiami Pinocchio perché Carlo Collodi era un caprone che non sapeva quello che diceva? No, lui ha spiegato che vivere nella menzogna, vivere comportandosi male, accettando compromessi al ribasso, vivere, inseguendo quello che ti dice Lucignolo e vai nel paese dei balocchi, che cosa ti porta? Ti porta a diventare un asino, ma ti porta a rimanere un burattino, cioè ad essere un qualche cosa di inanimato, cioè senza anima, governato da altri, come se tu fossi il legno. E allora, alla fine, non è che ci sia tutta questa differenza tra il legno, che è una sostanza organica morta, e la carne di un essere umano. Quindi potrebbe essere anche corretto dire che noi siamo del mondo. Però non è così.
perché noi abbiamo delle capacità che un albero non ha, o comunque ha in forme molto molto limitate, che è quello di connetterci a qualche cosa, che è quello di esercitare un libero arbitrio su tutte le cose, che è quello di vedere oltre, perché non esiste solo quello che noi vediamo, tocchiamo, gustiamo con le papille gustative, sentiamo con le orecchie. Non esistono solo i sensi, ma esiste qualcosa che va oltre. E noi, teoricamente, avremmo la capacità, sia a livello di organi che comunque sono stati inibiti o pregiudicati, ma ce l'abbiamo comunque dentro, perché noi sentiamo le cose dentro, le cose importanti che contraddistinguono la vita di un essere umano e che rendono bella, unica e che scandiscono l'esistenza. Cosa sono? Sono dentro, sono il primo bacio, no? Io adesso ho scherzato un pochino con quella storia del motorino dell'invasione dell'Albania e di quella diciamo sventura tra virgolette che mi è capitata, però sono queste le cose che contraddistinguono, sono qualcosa che nasce dentro di noi, che ci lascia una traccia. Io non ho perso la virginità quel giorno, il 3-4 di marzo, però ho visto delle cose bellissime. Io ho visto una mamma, la signora che faceva le pulizie a casa mia e che io sapevo essere messa male economicamente perché aveva lasciato dal marito, figli, mezza malà, problemi. Io l'ho vista prendere dalla busta della spesa che lei aveva fatto e dare a un estraneo che stava dall'altra parte del mondo, perché il mondo, anche se erano solo 80 chilometri. E questo perché? Questo perché lei lo sentiva dentro, aveva il dovere di fare questa cosa, sentiva il dovere di fare questa cosa. E quindi io fermo qui questa prima relazione. E noi viviamo, diciamo, una vita e dovremmo ricordarci che questa vita è forse anche un gioco, è come un po' giocare a dadi, come faceva Giulio Cesare quando decideva se fare una cosa o non farla, lanciava il dado, no? Cercava un segno. E noi il segno l'abbiamo avuto, perché noi siamo nati in Italia, siamo nati in un paese ricco, prospero, con grande storia. Non siamo nati in un paese funestato da un passato, e quindi noi abbiamo estratto una carta alta, perché comunque la possibilità di studiare l'abbiamo avuta, comunque abbiamo beneficiato della possibilità di fare musica, di fare arte, di fare delle attività aziendali, delle imprese che sono comunque di traino anche a livello concettuale di tutta l'umanità, a livello materiale. E quindi noi abbiamo estratto una carta alta e quello che dobbiamo continuare a fare è essere umani e non avere paura di giocare, perché solo così noi continueremo ad estrarre carte alte e in questo passaggio dal buio alla luce, da un sistema finanziario unipolare e governato dai banchieri centrali a un nuovo sistema finanziario, potremo fare in modo che l'Italia e noi saremo, come dire, come sempre, ispiratori di qualche cosa che sia bello, di qualche cosa che sia buono e che possa essere di ispirazione agli altri, anche agli altri di altre nazioni, di altri continenti, di altre culture, di altre razze. Io mi fermo qui, lascerei adesso la scena a un'altra, come dire, fuga dalla realtà con la musica, con la danza, se ci sarà. Mi dicevano che è la tua ultima. Vieni qui.
Guarda, quando tu danzavi e facevi quegli scatti, quelle cose, cioè, tu mi ricordavi, in un certo qual senso, anche come una persona normale si è sentita durante questi 2 anni, 2 anni e mezzo, perché qualcuno voleva inserire degli schemi, voleva mettere delle camicie di forza, e però tu da dentro sentivi che ti dovevi... Quindi tu mi hai ricordato questo, e questa cosa io voglio, diciamo, sottolinearla, non esiste solo nel micro, cioè non riguarda solo gli esseri, ma ha riguardato anche le nazioni, e quindi io con un po' di fiducia vi invito a riguardare tante delle posizioni che vengono dette sui BRICS, ma anche sugli Stati Uniti d'America, su Trump, perché comunque alla fine il bene vincerà, vincerà sempre. Assolutamente d'accordo, grazie. Matteo, suoni? Dico qualcosa. Oddio, mi prendete impreparato. No, dico soprattutto che, allora, è vero, questa sera ho deciso che quello che avete visto è il mio ultimo spettacolo, proprio l'ultima volta che mi esibisco di fronte a un pubblico. È una cosa che emotivamente avrei tanto sperato che lo facesse il Teatro alla Scala. Purtroppo il mondo della danza è un mondo anche molto spietato per certi versi, ed è un mondo molto egoista, non ha gratitudine, assolutamente, nessun tipo di gratitudine, nemmeno per gli artisti che hanno contribuito, come nel mio caso, a portare il nome della Scala in giro per il mondo. Però io non mi aspetto più niente, nel senso che ormai da tempo sono riuscito a superare questa cosa, anche se mi ha fatto soffrire ovviamente. Quindi ho deciso, perché ovviamente l'artefice è sempre lei, Rosanna mi ha coinvolto in questa cosa, mi ha proposto di ascoltare dei brani di Matteo che mi sono ovviamente piaciuti moltissimo, ne ho scelto uno in particolare e quindi ho detto ok, mi metto nuovamente in gioco per l'ultima volta e cerco di ispirarmi sulla musica di Piume e dare un senso coreografico, ovviamente emotivo, emozionale a questo pezzo. L'ho fatto con una grandissima emozione, perché voi i miei battiti cardiaci non li avete percepiti, ma io sì, con una grandissima emozione. Il palco non mi ha concesso ovviamente per 1000 ragioni chissà che cosa, ma ho percepito un grandissimo amore in quello che ho fatto e sono felicissimo di averlo fatto qui questa sera davanti a voi, anche se non siete numerosissimi, ma chi c'è per me è già importante, e quindi ringrazio tutti per questa opportunità e speriamo davvero, grazie, speriamo davvero, come diceva Gianmarco, che ci sia, e ce lo auspichiamo tutti, una rinascita. Anch'io nel mio piccolo vedo che i nuovi giovani, sto dando anche lezioni private ad alcuni talenti dell'Accademia del Teatro alla Scala, questi giovani che sono apparentemente molto fragili ma che hanno dentro un potenziale secondo me immenso, quindi chiunque insegna, qualsiasi disciplina insegni, ha in questo momento delle carte in mano straordinarie, che sono quelle soprattutto di trasmettere in primis la coscienza di chi siamo e soprattutto di quello che siamo anche spiritualmente, quindi amore, e crediamoci, perché è importante che si crei una massa critica e la massa critica si crea dal nulla, quindi poche persone che piano piano il passaparola, quindi io penso, come lo pensano molti, che siamo diretti verso una nuova fase e quindi ecco, buon tutto a tutti, buon cammino, grazie.
that you tried for real to breathe? When was the last chance that you found the way to be yourself? When was the last time that you tried for real to breathe? When was the last chance that you found the way to be yourself? Fears, get away from me, get away from me, get away from me. Peace, what I want to see, what I need to feel, coming into me. Fears, get away from me, get away from me, get away from me. Peace, what I want to see, what I need to feel, coming into me. Quando sento dire che qualcuno, dal momento in cui ha chiuso gli occhi, ha iniziato a vedere di più, mi viene in mente come la natura, attraverso i suoi silenzi e le sue magie, se ci mettiamo in una posizione mentale, spirituale, fisica di ascolto puro, non smette mai di insegnarci e di parlarci. E di nuovo un ossimoro. Dal silenzio nascono i messaggi più importanti. Questa melodia che ho scelto di utilizzare
questo sorta di vibrafono. È nata guardando la luna, o meglio, la luna mi ha parlato così. E come questa melodia, tante altre melodie mi sono suggerite dalla natura. Per questo faccio fatica a credere di essere il compositore, come dicono gli altri, ma semplicemente una sorta di trasformatore. Credo che sia troppo ambizioso e superbo pensare di essere dei creatori. Siamo più che altro trasformatori, abbiamo degli elementi a disposizione, questo avviene anche in cucina, avviene nell'orto e avviene così nella musica. Non parlo di altre forme d'arte perché non me ne intendo, però bene o male partiamo tutti con un background, una cultura, una conoscenza, delle letture, degli elementi che sì, probabilmente di unico c'è magari solo il modo di comporli, forse, ma semplicemente perché magari poi non sappiamo che contemporaneamente dall'altra parte del mondo magari c'è una stessa persona, magari più piccolina, più bellina, che sta facendo esattamente la stessa cosa. E più o meno così è nato anche il brano che sto per eseguire ora, Into the Wave. È arrivato in un momento di silenzio. E visto che oggi ci sono gli elementi per condividere delle intimità, anch'io vi confido questa cosa, perché la musica arriva nel momento in cui, almeno per quello che mi riguarda, nel momento in cui meno me lo aspetto. Non mi metto lì, dico, oh, adesso compongo. E nei momenti si insinua e ti fa visita quando lo sceglie. E sta a noi riconoscere qual è un momento di reale ispirazione. E poi lei arriva, ti sussurra, ti bacia, ma poi sei tu che devi essere in grado di catturare questo bacio, interiorizzarlo, ascoltarlo e da quel piccolo elemento trasformare quel bacio in una danza, in un'opera, in un insieme di note indefinito. E la melodia di Into the Wave, sono le prime note, sono arrivate in un momento di pausa tra lezioni di piano che stavo dando ad una bimba di 8 anni in attesa del suo fratellino di 10 anni. Io non do lezioni di piano, ma ho fatto un patto attraverso cui se qualcuno me lo chiede, io devo dare lezioni di piano. L'ho fatto in passato, ma per ottimizzazione energetica di tutto quello che facciamo, non posso fare tutto. E quindi le lezioni di piano le ho messe da parte. Ma se qualcuno viene e mi dice, ma Matteo, ma tu per caso dai lezioni di piano? Quindi voi non avete sentito nulla adesso. Non ditelo, se no si rompe il patto, perché deve venire proprio così, dal nulla. Allora io devo dire sì. E così è accaduto, pensa a te Gianmarco, da una famiglia russa. Noi viviamo in Sardegna, ci siamo trasferiti lì e viviamo in Gallura, quindi in campagna, ma a metà tra San Pantaleo e Olbia, quindi a metà anche tra Porto Rotondo e la zona, chiamiamola In VIP. E lì, come sapete, molti russi avevano tanto. Ed è paradossale che mi sia arrivata questa richiesta attraverso un giro di sincronie di parole proprio quando in teoria era molto più difficile a livello probabile, cioè di probabilità che mi arrivasse, cioè quest'estate, non mi era mai accaduto prima. E al di là della difficoltà di approcciarmi con una cultura completamente diversa, che tra l'altro è stata anche quella fonte di ispirazione, magari in privato vi dirò perché, ma riguarda la percezione del soldo, perché non si smette mai di imparare su questa energia, perché di fatto è energia, che più trattieni e meno arriva, e più espandi e più arriva, e più la muovi e più c'è. E da loro ho capito altre cose, ma vabbè ve la dico, la cosa che ho capito fondamentale, che è quella del fatto che quando sparisce la variabile di quanto costi, quanto vuoi a ora, perché è una domanda che un russo non farà mai,
entrano in gioco degli aspetti molto interessanti. Perché allora se il russo ti sceglie per tutti altri parametri che esulano da questo schema, che può essere proprio il valore del soldo, che non è mai lo stesso. I 20 euro che noi facciamo per andare a fare gasolio non sono i 20 euro che noi pensiamo acquistando 2 CD, che non sono i 20 euro che spendiamo in un ristorante e non sono gli stessi 20 euro che faticosamente magari guadagniamo in una determinata maniera. Il soldo cambia sempre valore anche dentro di noi, pur essendo sempre la stessa cifra, ed è molto interessante. Chiudo questo breve intervento dicendo che per me la musica, come tante altre cose, ma quando mi hanno chiesto che cos'è per me la musica, mi è venuto da rispondere così: la musica per me è un punto di contatto. È un punto di contatto con se stessi, è un punto di contatto con chi ti ascolta, un punto di contatto che cambia da persona a persona, da situazione a situazione, da tempo a tempo. È un punto di contatto col divino, è un punto di contatto con la natura. La musica nata dal cuore, non corrotta, non comprata, non venduta, non storpiata, è un qualcosa di talmente magico e potente che ci ricorda quanto a volte l'invisibile sia molto più presente e tangibile del visibile. A tutti voi, Into the Wave.
vai per la tua via. Dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi spazi d'umore, dalle ossessioni e dalle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come che ero arrivato chissà. Non hai vieri bianchi per me, più veloci d'aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo insieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi, tesserò i tuoi capelli come trame di incanto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te. Non poteva esserci una canzone più bella di questa per... Allora, poiché anche l'intervento precedente l'ho fatto in maniera scherzosa, anche questo lo inizierò con una nota autobiografica scherzosa. Tanto mia madre non sta bene, che mia madre si arrabbia quando io dico parolacce, non sa che in Veneto si possono dire, o quando magari faccio dei racconti con qualche allusione sessuale. Mia madre va in bestia, quindi, però in Albania non vedrà questa cosa, quindi. Allora, perché voglio iniziare in maniera scherzosa questa qui? Perché quando ero più grande, tipo 23-24 anni, ero iscritto in un partito molto materialista, che si chiama Forza Italia, a Bologna. E mi ero preso una cotta, una sbandata per una ragazza un po' più piccola di me, che era di sinistra, ma non di sinistra
PDS, all'epoca c'era il PDS, era rifondaiola, proprio di quelle proprio di sinistra. E allora, poiché ho imparato che in politica all'epoca si poteva mentire, lei non voleva sentire parlare di Berlusconi, io ho negato di essere di Forza Italia, peraltro ero anche, diciamo, l'assistente dell'unico parlamentare, ero fondatore del movimento giovanile, quindi praticamente ero un sacerdote del male dal suo punto di vista. E i discorsi che lei faceva a livello, diciamo, politico e a livello anche sociologico, secondo lei un maschio non doveva sessualmente prevaricare la donna. Io mi ricordo che questa ragazza teorizzò nelle discussioni, sai, davanti in Via del Pratello, tu sai dove è Via del Pratello, davanti a una birra, che l'atto del maschio sessuale, la forma, i movimenti sono prevaricatori. Questa cosa qui era sbagliata perché creava poi a livello sociale lo squilibrio e la sottomissione della donna. E io mi ricordo all'epoca che per alcuni anni, alcuni giorni, non sapevo come approcciare una situazione del genere, perché cioè, Gianmarco, tu hai già degli scheletri nell'armadio, poi se ti fai vedere focoso, se esageri, quella poi se ne accorge che sei di Forza Italia, no? Quindi mi sono trovato, finché ho rotto ogni indugio, proprio grazie a questa canzone di Battiato, La cura, perché lei con le sue amiche mi disse in una discussione, Battiato però un po' sopravvalutato, anche questa canzone qui, La cura, sempre con questo maschio che, no, avrò cura di te, ti curerò, ti proteggerò. Non è che non mi piace molto questa canzone. Allora io molto umilmente spiegai che la canzone di Battiato, così come anche peraltro le favole, non sono quello che sembrano, perché Battiato non racconta di un uomo e una donna e di un uomo che protegge una donna. Battiato racconta del sé superiore, di qualche cosa che noi abbiamo, che avrà cura di noi, che ci proteggerà e che quando noi penseremo a questo sé superiore ci curerà dalle malattie, perché noi siamo esseri speciali. E allora quando io poi ho spiegato il significato profondo e spirituale di questa canzone a queste ragazze un po' femministe rifondaiole, ovviamente non ho mai detto che, anche se poi la cosa è stata scoperta, però poi ho prevaricato perché esiste comunque un linguaggio materiale e noi siamo nel mondo e come tale certe volte alcune dogmatiche letture, alcune visioni dogmatiche di certe cose portano al male. Sì, senza dubbio la società è sbilanciata e il maschilismo è stata una piaga, però quello che abbiamo visto negli ultimi tempi ci dimostra che esistono anche piaghe al contrario. Alle volte non è nelle forme, ciò che appare non è, anche nei rapporti di coppia non è quello che sembra. Quindi questa canzone è molto importante e molto significativa perché ci può, secondo me, far comprendere a fondo tutte le oppressioni che noi abbiamo subito. La più grande oppressione che noi abbiamo subito è quella che viene disconosciuta dal cartello farmaceutico, e cioè il peso preponderante che noi abbiamo nel curarci. Sì, va bene, l'effetto placebo è riconosciuto, ma è molto sminuito. La maggior parte delle malattie che angustiano la vita di tutti i giorni hanno un'origine
in noi stessi, nel nostro approccio, nel nostro modo di vivere. Il nostro modo di vivere è basato sui pensieri che noi facciamo. Questi pensieri che noi facciamo in effetti producono le malattie. Quando noi invece siamo in silenzio e ricerchiamo, come ha detto Matteo, l'incontro con il sé superiore arriva e noi non ce ne rendiamo neanche conto. Ci bisbiglia una melodia, ci risolve un problema che ci angoscia, ci fa vedere la vita in una maniera molto più lineare, più liscia di quella che magari angustiandoci, macerandoci in pensieri, in contorsioni mentali alle volte noi facciamo, no? E quindi l'aspetto secondo me centrale dei tempi in che noi stiamo vivendo è sicuramente un cambio a livello macro, ma che avrà un grandissimo impatto a livello micro, perché i tempi che sono ormai passati sono i tempi in cui il vincolo finanziario determinava la nostra esistenza, non solo nel pagare il mutuo o le bollette, ma anche nel costringere i nostri governi ad adoperare alcuni correttivi, alcune politiche, anziché altre. Perché nel mondo in cui noi siamo stati oppressi, senza rendercene pienamente conto, esiste una logica, esistono dei tecnicismi. Rosanna le sa molto bene, ad esempio c'è il trust. Chi ha mai sentito parlare di questa parola trust? Apparentemente sembra una bella parola, perché fiducia, trust, no? In realtà è un costrutto che in sé non è né positivo né negativo, ma è stato utilizzato in una forma prevaricante gli esseri umani, perché tutte le nazioni hanno dovuto scontrarsi, hanno dovuto riconoscersi in un trust. Tutte le nazioni hanno dovuto accettare delle regole finanziarie, tutti i governi delle nazioni di fatto si sono trovati con un cappio al collo, con dei vincoli finanziari, e quindi quando si guarda la storia, soprattutto degli ultimi 100 anni, degli ultimi 110 anni, se la si guarda con attenzione e con conoscenza di quelli che sono i meccanismi macro, si scopre che le guerre, le pandemie, le crisi finanziarie hanno avuto tutte un'origine da vincoli finanziari e dall'applicazione di vincoli finanziari, perché gli squilibri finanziari ricercati dall'elite hanno causato la prima guerra mondiale, hanno causato la crisi del 29, hanno causato la seconda guerra mondiale, hanno causato i correttivi per aggiustare il mondo con Bretton Woods nella seconda guerra mondiale, hanno portato allo sganciamento del dollaro dall'oro, anche del dollaro dall'oro del 1971, e hanno determinato un modo di vivere assolutamente imbecille di cui noi non ce ne rendiamo conto. Matteo l'ha buttato una cosa così, una perla. Ha detto: il denaro, che cos'è il denaro? Il denaro è una energia, ha un'energia. Il denaro è lo sterco del diavolo, ed è una appropriata definizione, perché il denaro è una voragine di energie umane. Essenzialmente il denaro serve a togliere energie umane, il che potrebbe avere anche un gran senso se queste energie umane vengono tolte per essere poi date a altri esseri umani, no? Magari una visione, ma non è così, perché lo scatto che bisogna fare, scatto, come dire, da complottisti, si passa dalla B alla serie A del complottismo, è capire che il sistema finanziario toglie agli esseri umani, a tutta l'umanità, 100,
ma non per ridare 100, ma per ridare 10, 15 ogni anno. Il sistema finanziario non ha supportato l'economia, non ha supportato lo sviluppo dell'umanità. Io faccio fatica alle volte a spiegarlo questo, però il sistema finanziario, la punta del sistema finanziario, nel momento in cui è spuntata fuori nella storia una qualche innovazione effettivamente volta a produrre molto o a fare un gran bene, il sistema finanziario era progettato per bloccare queste cose. E la storia è piena di queste situazioni qui. Se noi pensiamo ad esempio ai treni, i treni sono qualcosa di molto positivo, non c'è alcun dubbio. Noi possiamo viaggiare grazie ai treni. La famiglia Rothschild ha ostacolato i treni. C'è stato un periodo nel 1830 in cui un economista italiano, il primo economista italiano, a 23-24 anni, scrisse su una rivista svizzera un qualche cosa che riguardava la necessità di creare questi treni, perché già qualche cosa era spuntata fuori nel Regno Unito, probabilmente in America l'avrebbero fatto, dobbiamo farli anche in Europa. Questo economista fu cacciato ed era uno dell'elite, perché era un nobile, si chiamava Camillo Benso di Cavour. È storia questa qui. Camillo Benso di Cavour fu preso per matto, fu cacciato, dice: ma come ti permetti? I Rothschild hanno stabilito che le merci devono viaggiare sui canali, punto. Cioè, in Francia è pieno di canali, in Italia ci sono pieni di canali, che c'è bisogno di fare le rotaie, le cose, i treni? Sei un matto, via. In effetti Camillo Benso di Cavour aveva un background pericoloso, perché era stato battezzato, sapete da chi? Dalla sorella di Napoleone, Paolina Bonaparte, e aveva un'ammirazione per Napoleone, per i principi di libertà, di uguaglianza, di fratellanza. Era considerato, era un conte, era figlio di un conte, era un uomo dell'elite, ma era un rivoluzionario, perché era un liberale. Noi adesso pensiamo ai liberali e vediamo Soros, e vediamo la forma più deteriore perché è un inganno, perché non è, però all'epoca, cioè quando parlo, lui era nato nel 1810, nel 1823 fu cacciato dal Camillo Benso di Cavour. Aveva 5 anni quando ci fu Waterloo, quando ci fu la sconfitta definitiva di Napoleone, e il mondo la piantò con queste storie dell'uguaglianza, della fratellanza, e si creò la cosiddetta epoca della Restaurazione. Vi ricordate la Restaurazione? Cosa significava? Che bisognava mettere ordine, perché la rivoluzione francese aveva fatto caos, qui ognuno parlava, ognuno pensava di poter fare quello che voleva, non c'era più ordine, non c'erano le gerarchie. E cosa è successo? È successo che che Camillo Benso di Cavour, dopo la Restaurazione, quindi nel 1848, quando il mondo esplose, perché ci fu il 48, c'è anche il modo di dire, no? Guardate che qua scoppia il 48, perché dopo 25 anni che l'avevano cacciato, lo ripresero per fare le democrazie, per fare il Parlamento costituzionale, perché bisognava perché non tenevano più insieme i popoli, perché c'era come dire, le elite non governavano più con i vecchi metodi. E allora, graziosamente, generosamente, i Rothschild concessero i treni. Quindi l'arte anche fu influenzata da questo evento, perché ci furono gli espressionisti che dipingevano nelle città il fumo, i treni, le ferrovie. Era uno dei soggetti più famosi dell'epoca di questi pittori. Ma questo perché? Perché il sistema finanziario aveva detto: io non vado avanti così,
a questi qui gli devo dare qualcosa, tanto ormai in Inghilterra li hanno fatti, l'America non la controlliamo, stanno facendo ferrovie ovunque, diamoli pure agli europei, perché sennò rimangono troppo indietro. Ed ancora, a inizio del secolo, la battaglia dell'elettricità, della luce elettrica. Noi abbiamo la luce e la notte possiamo stare svegli. Prima non era così. Solo i nobili avevano le candele, avevano i servi che comunque e potevano fare vita notturna. I poveri no, andavano a letto perché veniva buio. Potevi avere una candela, ma non è che potevi fare granché. La luce elettrica si può sviluppare perché c'è in America, che era fuori controllo dal sistema finanziario, perché era i primi anni del Novecento, non era ancora nata la Fed all'epoca. In America si creano delle invenzioni, si crea una battaglia, quella dell'energia alternata, dell'energia continua, Edison contro Westinghouse, dove però Westinghouse ha assoldato Nikola Tesla, il quale inventa il concetto della corrente alternata. Con la corrente alternata basta fare una centrale grande che porta l'energia elettrica col meccanismo della corrente alternata e così si può illuminare una città. JP Morgan, i Rothschild all'epoca non appoggiavano Westinghouse e Tesla. Loro avevano la loro soluzione con la corrente continua, cioè una centrale ogni 4-5 palazzine. Quindi se avessero vinto loro a inizio del secolo, noi avremmo avuto un mondo in cui in ogni città c'erano, 1 milione di abitanti, c'erano 50.000 centrali a carbone magari che buttavano fuori carbone. Chiaramente era non conveniente, chiaramente era inquinato, chiaramente non era il bene. Alla fine vinse però Westinghouse e vinse la corrente alternata. E i Rothschild dovettero accettare questo. Oppure penso a internet. Voi pensate, internet, noi lo abbiamo, è una tecnologia dell'esercito. Ma secondo voi Bill Gates com'era nei primi anni 90? Era a favore di internet o contro? Bill Gates era contro. Bill Gates è stato condannato dal Senato degli Stati Uniti d'America, questo non lo dice nessuno, nessuno gli dà importanza, però se noi adesso abbiamo la capacità di essere collegati a internet è perché in America c'è stata una parte dell'elite e dell'esercito che ha detto no, internet bisogna diffonderlo, perché che cosa aveva fatto quel pezzo di merda di Bill Gates? Lui aveva in mano il software, Microsoft, aveva una posizione dominante. Questa qui è nota come la guerra dei browser, no? Quella dell'energia elettrica è la guerra della corrente, dell'energia elettrica. Questa è la guerra dei browser degli anni 90. E allora che cosa faceva? Qualsiasi compagnia informatica creasse le app, quelle che si chiamano le app, comunque i programmi per viaggiare, tipo NetLog, poi fece Explorer, lo fece Microsoft, vi ricordate, no? Qualsiasi compagnia faceva questo veniva schiacciata. E quindi utilizzando il fatto che c'era un unico sistema operativo che la faceva da padrone, lui andava dai produttori di computer e diceva: caro produttore di computer, se tu vuoi il software e che io ti renda disponibile Microsoft e quindi che il computer funzioni, perché con le immagini, con i colori eccetera, tu non devi mettere assolutamente queste cose, i browser, cioè queste app per andare su internet, perché adesso questi militari vogliono andare su internet. Questo faceva Bill Gates, ostacolava internet ai popoli. Anche Bill Gates ha poi perso quella partita. E quindi alla fine è paradigmatica questa situazione qui, perché il mondo in cui noi stiamo è un mondo attraverso il quale un'elite non ci ha fatto vivere a quello che è il livello di benessere che effettivamente noi potremmo aspirare, perché di esempi come questi che non hanno preso la luce ce ne sono tanti. Esistono circa 6.000 brevetti che potrebbero distruggere assolutamente il nostro livello di benessere in meglio. Possibilità di avere energia a costi nulli, possibilità di essere curati e di
senza malattie, veramente vivere un mondo senza malattie e senza case farmaceutiche. Ma voi pensate che queste cose siano possibili? Queste cose sono possibili se ci liberiamo del sistema finanziario a debito, del sistema finanziario e del vincolo finanziario, che ovviamente è macro, non è micro, non è un problema del bancomat o del direttore di filiale, ma non è neanche della Banca d'Italia. Il problema è macro. Questa cosa io la voglio mettere bene in luce, perché un'elite che io chiamo mafia gazzara, con l'appoggio di una parte del Vaticano, di un ordine del Vaticano che si chiamano Gesuiti, Compagnia del Gesù, non lasciatevi trarre inganno dal nome, perché Compagnia del Gesù vuol dire compagnia di Satana, come il PD, Partito Democratico, e non è democratico, noi sappiamo che loro sono degli oligarchi, e così è per la Compagnia del Gesù. Allora, questi finti ebrei, mafia gazzara, appoggiati da una parte del Vaticano, che cosa hanno fatto? Hanno schiavizzato tutte le nazioni, mettendole, sfruttando la crisi del 29, una crisi che si è creata tra le due guerre a causa di debiti non pagati e a causa di una guerra all'oro che questa elite aveva fatto, all'oro intendo ORO, che era un vincolo ai banchieri, e quindi hanno creato tutto un sistema in America con dei contenitori come le corporation e come i trust, in cui gli esseri umani o gruppi di esseri umani sono stati ingabbiati nei vincoli finanziari. Questo diciamo, è il salto che secondo me ognuno di noi deve fare. Il vincolo finanziario che cos'è? È un qualche cosa che ti impedisce di fare quello che tu vorresti fare o quello che sarebbe giusto fare, perché non puoi farci altrimenti. Se riesci a proteggerti e riesci a superare questo vincolo, allora magari riesci anche a costruire un'impresa e riesci a superare il vincolo, ma nella maggior parte dei casi ciò non è possibile, perché il vincolo finanziario serviva per abituarti a accettare un non consentito. La logica del questo non lo posso fare perché non me lo posso permettere. E in effetti era così nel mondo passato, perché era un mondo in cui la moneta veniva asciugata e veniva concepita in maniera restrittiva per non far sviluppare l'umanità. Io lo so che magari qualcuno dirà: Gianmarco, sei un po' astratto quando dici queste cose. In realtà sono molto concreto, perché io in passato ho provato a fare su dei progetti avendo i soldi e anche gli appoggi politici. Il problema è che avevo delle idee o portavo avanti dei progetti che erano troppo buoni. Mi è successo 2 volte questo. In un mondo in cui il vertice è in mano al bene e vuole effettivamente il bene dell'umanità, io quei progetti li avrei dovuti portare avanti. E invece poi ho capito che non funziona il mondo in questo modo. Io ho capito, uno dei motivi per cui ho lasciato la politica è perché ho capito che è strumentale all'esercizio della finanza. Così come poi, interessandomi di finanza, ho schifato anche questo ambito, perché la finanza è a servizio dei satanisti, quella alta intendo, quella che conta. Quindi tutto il mondo in realtà è stato tutto un mondo in cui non si è cercato di far sviluppare gli esseri umani. Se magari qualche medico saltava fuori con un'idea buona, questo medico quasi sicuramente faceva una brutta fine. E noi dobbiamo ricordarci ciò che è successo negli ultimi 2 anni e mezzo, perché gli ultimi 2 anni e mezzo sono un esempio negativo. Ma dall'esempio negativo noi dobbiamo fare, questa esposizione di negatività noi dobbiamo capire quello che significa. Perché se c'era un medico di Mantova che portava avanti una soluzione, guardate che questa soluzione non ha controindicazioni, non ha
costi praticamente, risolve il problema, salva le vite umane. Secondo voi cosa è successo a quel medico? Ma guardate che quel medico è uno dei tanti, perché nella storia, la storia è piena di questi casi, magari di medici che avevano scoperto le vere cause dei tumori e di come la vita dovrebbe essere improntata per non morire a 60 anni, 70 anni, ma anche vivere più di 100 anni. Medici che magari avevano scoperto che l'acqua ionizzata, l'acqua alcalina, così com'è in alcune zone della Sardegna, fa vivere le persone più di 100 anni, quindi bisogna fare degli accorgimenti nell'alimentazione per far vivere le persone più di 100 anni. O magari scienziati che avevano capito che l'energia elettrica non era necessaria produrla né col carbone né col petrolio, figurarsi col vento o col sole, ma si poteva prendere dall'atmosfera, cioè dall'atmosfera, è un'energia sottile l'energia elettrica. Esistono degli dispositivi, sono stati creati dei modelli di dispositivi per produrre enormi quantità di energetiche a costo praticamente nullo. Ma voi pensate che queste cose non si sono fatte perché era difficile farle? Queste cose non si sono fatte perché il vertice, la cappa oppressiva dell'umanità, ha messo tutto il mondo in un trust. Cos'è il trust? Il trust è: c'è un proprietario che conferisce un bene e c'è un disponente. E in realtà questo è il paradigma di questo finto capitalismo che negli ultimi 100 anni ha imprigionato l'umanità, dove ovviamente alcune nazioni, alcuni politici magari sono stati anche bravi, perché c'era quello che ti teneva a 10 metri di catena e quello che invece era bravo e ti teneva, riusciva a fare in modo che tu fossi a 12 metri di catena. Ma tutti, dall'America capitalista alla Russia, all'Albania, all'Italia, siamo stati tutti incatenati. Quando spuntava fuori un Mattei che rompeva gli schemi e che andava e diceva no, dall'Africa dobbiamo ripartire, dobbiamo fare questo, ecco, e l'energia può essere il volano che fa saltare l'ordine, che fine ha fatto Mattei? L'hanno fatto fuori. Quando saltava un presidente degli Stati Uniti d'America che comprendeva le storture di un sistema finanziario che utilizzava la Fed, la SEC e la borsa per imprigionare le attività di produzione dei beni e servizi e depauperare le persone e schiavizzarle alle logiche del debito, del denaro, e quindi riduceva il denaro allo sterco del diavolo. Cosa succedeva a questo presidente? Che spuntava fuori un Lee Oswald qualsiasi, che lo ammazzava, moriva, non c'era più questo presidente, e quando qualcuno si poneva delle domande e faceva delle indagini, che cosa succedeva? Che questo qualcuno veniva definito dai giornalisti complottista, perché il termine complottista nasce per screditare chiunque mettesse in discussione l'ipotesi della CIA, le indagini dell'FBI, che dicevano che Kennedy era stato ucciso per un fine politico, invece che la versione ufficiale che Kennedy era stato ucciso da Lee Oswald, che era un matto che passava di là, si era messo con un fucile e l'aveva sparato mentre passava a Dallas nel novembre del 63, 23 novembre 63. Questo è il paradigma della storia, questo è lo schema in cui l'umanità è stata intrappolata. Possiamo immaginarlo come un trust, in cui chi è dentro questo trust o questa corporation non sa di esserlo, tuttavia subisce i vincoli di una dinamica finanziaria superiore che comunque a cascata ad ogni livello arriva, scende, e quindi come in tutto il mondo impilato in una piramide, cosa accade? Accade che c'è la base
quindi i profani, quelli che i massoni chiamano i profani, che non sanno niente, non capiscono niente. Vivono, soffrono, pagano le bollette, patiscono, vanno in guerra, piangono i figli morti in guerra e non capiscono il livello superiore, la politica. Perché la politica e i politici adottano, poi vedrete in apparenza, ma adottano le regole che determinano il governo di queste persone. Ci sono però persone un po' più sveglie che capiscono che la politica non conta in realtà, perché c'è un livello superiore alla politica, il livello economico. Perché se uno vi chiedesse vuoi fare il ministro o l'amministratore delegato della Coca-Cola, chi è che direbbe io voglio fare il ministro? Tutti vorrebbero fare l'amministratore delegato della Coca-Cola, della Siemens, della Mercedes, quello che è. Oppure in un paese senza volare così alto, uno preferisce essere, l'imprenditore numero 1 di Confindustria di Padova o il sindaco? Chi è che vuole fare il sindaco? Rispetto al potere che ha uno che ha una forza economica. E quindi profani, livello politico, livello economico, ma il livello economico non è poi così forte come sembra, perché il livello economico è sottoposto al livello finanziario, perché ogni multinazionale, ogni azienda ha vincoli finanziari, ogni amministratore delegato di un'azienda deve fare ogni anno il bilancio, deve pagare le tasse, deve pagare tutti i dipendenti, deve incrementare il fatturato e deve pagare il dividendo agli azionisti, ma tutto collegato alla mole di debiti che ha o che può permettersi a bilancio. E quindi le banche comandano l'economia, il sistema finanziario è sovraordinato rispetto a quello economico. Allora uno può pensare che siano i banchieri il vero male del mondo. In effetti il denaro è roba loro e non è così. Perché per capire chi governa il mondo bisogna andare oltre, bisogna andare a livello sottile, perché c'è un vero e proprio vertice che uno può chiamare massoneria, oppure o gesuiti, cosa sono? Sono massonerie anche loro, cristianizzate con la forma. Che cosa fanno queste massonerie? Queste massonerie detengono delle conoscenze che sono conoscenze profonde, che magari qualcuno intuisce quando suona al pianoforte e imbrocca una melodia. Magari qualcuno studia la storia e dice: ma è possibile che Giulio Cesare, così potente, così lucido, va a vedere lo scorrere dell'acqua come se fosse Eraclito, come se fosse un filosofo, aspetta un segno come se stesse giocando al casinò, come se fosse un napoletano che si gioca tutto per tutto in un tabacchino all'Enalotto, per decidere se far crollare la Repubblica o meno? No. Perché Giulio Cesare, così come altri, mi viene in mente Giordano Bruno, avevano intuito e sapevano quelle che sono effettivamente le regole di funzionamento dell'universo. Sono regole, come dire, magnetiche, dove ogni essere umano contribuisce a creare la realtà. E la crea perché la sente, la percepisce, la pensa e la crea. E la crea in un rapporto, in un dialogo con il sé superiore, con la canzone che Lisa ci ha cantato, al pianoforte c'era Matteo, e Battiato, il più colto dei cantautori italiani, il più difficile da capire, il più profondo,
ci spiegava queste cose. Lo spiegava ai profani lui, non lo spiegava ai politici, non lo spiegava ai grandi capitani d'azienda, non lo spiegava ai finanzieri, lui lo spiegava al popolo, così come Giordano Bruno fece questo. E infatti anche Giordano Bruno non è che sia andato perché gli hanno fatto fare quella fine, perché i gesuiti secondo voi lo hanno accoppato? Lo hanno accoppato perché la missione che aveva era quella, sentiva che era quella di un mondo in cui ogni essere umano sia divino, sia riconosciuto per quello che è, abbia consapevolezza di poter creare la sua realtà. E allora dal buio alla luce è possibile e sarà possibile nel giro di pochi decenni, perché la cappa di oppressione utilizzata dall'elite per creare i vincoli finanziari, i trust, le corporation, i parametri di Maastricht, i derivati e tutti i mortacci loro, sta venendo giù, verrà giù, crollerà l'impero della menzogna della borsa. Quando uno parla con un agente di borsa e dice ma non è possibile, come mai la borsa va bene? Qui ci sono tutte le cose che ci dicono che delle cose devono andare male e invece i valori di borsa crescono. Perché? Semplice, perché è tutto falso, è ipocrita. Perché la borsa non rappresenta l'andamento economico, non l'ha mai rappresentato, ma la borsa è come un casinò, dove vince chi decide che deve vincere il proprietario del casinò. Ora i proprietari del casinò hanno capito che il casinò sta per essere sbancato e per evitare che tutti escano e dicono oh, io adesso voglio che mi cambi le fish e quindi non ci sarebbero poi soldi per dare, che cosa fa? Tiene in piedi il casinò facendo finta che le cose vadano bene, vinceranno, che loro vinceranno, guadagneranno e si potrà perpetuare questo sistema, ma questo sistema non si perpetuerà. Non solo perché io lo so da un dialogo col mio sé superiore, ognuno ce l'ha, io ho il mio, ma io lo so perché nelle argomentazioni logiche e razionali di ciò che sta avvenendo a livello geopolitico, unitamente alle informazioni che rendo anche pubbliche, io ho spiegato il QFS come funzionerà. 22 pagine scritte in italiano, lo leggete. Il sistema è quello, non l'ho inventato io, non è una cosa mia. Verrà fatto questo sistema finanziario, un sistema finanziario in cui ogni essere umano sarà oggetto di un interesse che è uguale agli altri, non sarà dentro un trust o dentro una corporation o dentro una nazione, ma sarà egli stesso un trust e quindi non sarà dentro un trust, avrà a livello finanziario, per questa macro intelligenza di coscienza quantistica che governerà il sistema, governerà nel senso che sarà di supporto al governo del sistema, sarà un trust come lo Stato italiano, quindi non potrà essere prevaricato, quindi le tasse si pagheranno, ma non saranno tasse per espropriare ricchezza e fare in modo che vengano impoverite le persone. Le tasse non saranno oltre il 15%, gli imposti intendo, imposte e tasse, non saranno oltre il 15%, che è già tanto. E chiunque ha studiato economia sa il significato della curva di Laffer, no? Apro una parentesi. Cosa vuol dire curva di Laffer? Vuol dire che tu, Stato, se vuoi alzare il gettito, cioè vuoi prendere più risorse, lo devi fare nell'arco di 5 anni, 6 anni, 7 anni, non è che prendi e alzi tu le aliquote, dici quanto pagano questi? 25, mettiamogliele a 30 e prenderemo più soldi. Non funziona così. La curva di Laffer, che in realtà è la curva di Ibn Khaldun, che è un moro, e quindi una cosa che si sa da tempi, dal 1200, funziona così. Questi qui, nel primo asse, cioè quello delle ordinate, abbiamo
il gettito, cioè quanti soldi entrano nello Stato. Nelle ascisse vediamo le aliquote, quindi 20%, 25, 30, 35. La curva non va così, mi metto così, non va così la curva. Non è che tu più alzi le tasse, più aumenta il gettito. La curva va così a campana, perché c'è un livello di tasse, di aliquote, che quando viene superato determina oppressione dell'economia e evasione, e quindi lo Stato incassa di meno. Quindi quale Stato è così coglione che alza le tasse, deprime l'economia e ha minor gettito? Lo Stato italiano. Lo Stato italiano è l'esempio per antonomasia di coglioneria. Ma perché? Perché lo Stato italiano non comanda niente, perché è il livello della politica. È sottoposta a livello dell'economia, l'economia doveva impoverire, dovevano fare carne di porco con le aziende italiane e con la ricchezza degli italiani, e a sua volta l'impero, diciamo, il livello economico era sotto quello politico, quello finanziario, e il livello finanziario prevedeva queste cose. E il mondo che verrà, il mondo di Gesara, è un mondo in cui le tasse sono basse e servono effettivamente alla comunità, perché è giusto pagare le tasse, perché occorrono le strade, occorrono dei servizi pubblici, ma non occorre alzare le tasse, alzare le aliquote per pagare gli interessi sul debito, quando il tasso di interesse è zero perché c'è lo spread. Questo è quello che è successo 7-8 anni fa, 9 anni fa, quando avevamo i cervelloni del PD e i ministri tecnici di questa mia bella fava. Avevamo il tasso di interesse allo 0, e noi pagavamo il 3-4% all'anno in spread, 70-80 miliardi di spesa fiscale. Ma robe assurde. Cioè, questo cosa dimostra? Dimostra che il livello politico e anche il livello economico, perché questo comunque nuoce anche il livello economico sicuramente nazionale, era sottoposto a un livello finanziario che faceva carne di porco, ma a sua volta era sottoposto a un livello superiore, massonico, e non è un caso se la Compagnia del Gesù ha sede qua in Italia, anche se è stata fondata storicamente in Spagna. Non è un caso che se voi andate a Roma, a Largo Argentina, trovate il punto in cui fu ucciso Giulio Cesare, pugnalato, 2060 anni fa circa, e poi trovate Piazza del Gesù e vi trovate la chiesa dei Gesuiti con un bel triangolo, con un occhio al vertice di questo triangolo, poi vi trovate la ex sede della Democrazia Cristiana, sempre nella stessa piazza a pochi metri, poi vi trovate il Grande Oriente, poi vi trovate i Liberi Muratori, tutte le massonerie, tutto concentrato a Roma, in pochi chilometri quadrati. Quindi quando voi pensate a Piazza Navona, al Senato e al Parlamento, dovete pensare che quelli sono i livelli bassi per i profani, per fare in modo che i profani obbediscano e non rompano i coglioni, e che solo qualcheduno si metta a fare queste cose tipo l'agura, Battiato, no? Anzi, la maggior parte magari ascolta anche Battiato, però facendo la critica come quella che fece quella ragazzina, che ascoltandola io capii che lo schema mentale delle ideologie politiche, ma anche delle ideologie che cercano di mettere i rapporti umani con delle regole precise, sono ideologie assolutamente idiote e imbecille, perché l'unico schema che noi dovremmo adottare è quello di amarci a vicenda, e amandoci a vicenda sapere che noi siamo tutti sovrani, e questa sovranità, così come la riconosciamo a noi stessi,
la riconosciamo naturalmente negli altri, perché un vero sovrano, un vero essere divino non ha in mente la schiavitù, non ha in mente la sottomissione, non ha in mente la prevaricazione, non ha in mente il sottomettere, non ha in mente il guadagno, non ha in mente la speculazione, non ha in mente la menzogna, non ha in mente l'ipocrisia, ma ha in mente un'unica cosa, di e diadema del mondo, come dice una poesia, la verità. E il ritorno della verità, l'imposizione della verità è quella che ci porterà alla luce, e vedrete che presto la luce arriverà a tutti, per tutti e a beneficio di tutta l'umanità. Io penso di poter terminare qui per quello che mi riguarda. Non so se voi volete fare una sigla di chiusura, dai. Altre, vabbè. Poi so che Rosanna, tu mi avevi chiesto di spiegare il SEC, il trust, tutte queste. Io ti chiedevo di spiegare che l'Italia non è uno Stato, è una corporazione. Allora, io questa cosa l'ho spiegata, detta così è come la dicono alcuni divulgatori che senza aver studiato economia, senza aver studiato finanza, dicono così. Ed è una cosa concettualmente vera, ma è una stronzata, perché va detta nel modo in cui l'ho detto io. L'Italia è uno Stato, la Repubblica esiste, il problema è che le logiche finanziarie hanno creato dei contenitori, delle scatole, chiamatele corporation, trust, e hanno inglobato tutto, hanno inglobato le repubbliche, le nazioni, i popoli, le persone, con questi artifici finanziari, con queste logiche finanziarie. In questo modo hanno creato i vincoli e hanno svuotato quella che è la funzione. La Repubblica non è vero che non c'è, la Repubblica c'è. Per Aldo Moro e De Gasperi la Repubblica c'era, tant'è vero che poi Aldo Moro ha cercato di sfuggire a queste regole. Per Donald Trump o Flynn la Repubblica c'è, ha perso potere. C'è un'elite, l'elite finanziaria, che l'ha schiacciata. Ci sono le logiche delle banche centrali che dominano le politiche, i senati, i parlamenti e i governi, ma non è vero che non c'è la Repubblica. La Repubblica c'è, ci sono i cittadini, ma sono sottoposti in un rapporto gerarchico che io ho cercato di spiegarvi con una piramide a fasce. E ovviamente voi avete compreso che nella geometria del triangolo ce n'è un'altra, quella delle scatole, quella dei trust, quella delle corporation, attraverso cui la finanza, l'alta finanza si muove, attraverso cui vengono imprigionate le nazioni, vengono imprigionati gli esseri umani. Allora, io non ho mai detto, non ho mai spinto quelle, attraverso delle burocrazie, uno va in prefettura, si dichiara che qui, io queste cose qui io non ho mai spinto, non perché sia un gatekeeper come dicono alcuni, che quando io non dico quello che vogliono loro io sono un gatekeeper. Io non ho mai spinto queste cose perché non ci credo a queste cose per via burocratica. Io credo nell'essere umano che ha uno scatto d'orgoglio e quando c'è un abuso dice no. Da qualsiasi autorità venga proferita un qualche cosa che è abusivo, l'essere umano, se sa che questa cosa è abusiva, se la sente abusiva, dice no e non obbedisce. Quindi non c'è bisogno di andare dal prefetto e comunicargli che hai capito certe cose, perché così crei una scatola, un contenitore, dove il contenitore dei furbi e degli intelligenti si va a mettere là. Se devi fare poi dei campi di concentramento come faceva Enver Hoxha o come volevano fare loro per i campi Covat, sanno già avrebbero saputo già dove andarli a prendere i risvegliati. Allora, io per questo sono per riconoscere la verità di chi dice che i trust, queste cose corporate, è tutto vero, ma è portata a un livello, a un'esasperazione che la rende forse strumentale, forse utile all'elite e al controllo degli esseri umani e non alla loro emancipazione. Un'emancipazione che arriverà attraverso soprattutto uno scatto individuale, proprio, intimo, come quello di cui ci raccontava Matteo. Grazie.
Allora dico velocemente una cosa, per forza. Gianmarco ha detto che la storia si ripete e su questo non c'è dubbio. Altre filosofie, altre culture parlano del Kali Yuga ed è tutto ciclico. Noi siamo ciclici. L'infanzia, il fatto di essere bambino ha molto in comune con il diventare anziano. E il giorno e la notte, le stagioni, tutto è ciclico. Però è interessante domandarsi, se per quanto riguarda l'ambito storico, se ci fosse realmente la cultura e l'abitudine e la pratica del tramandare la memoria, quindi non una memoria a breve termine, bigenerazionale o nei peggiori di casi ancora meno, probabilmente la storia sì, si ripeterebbe, ma magari a livello sistemico non si ripeterebbero errori madornali. Non lo so, è un interrogativo che ho e che mi chiedo da tempo, da quando purtroppo mi sono laureato in storia. E promettendovi di parlare poco, era fondamentale che pronunciassi questa parola memoria, perché suonerò la danza delle tre memorie adesso. La danza delle tre memorie è uno spartiacque, è un brano, il primo brano arrivato in Sardegna, oramai quasi 10 anni fa, 8 sicuramente. E prima, non mi ricordo, ti chiedo scusa, il tuo nome proprio. Elio. Elio prima dell'inizio di questa esperienza, di questo pomeriggio, è venuto a chiedermi se doveva dire oppure no il fatto che io sia, ma principalmente io mi considero sia stato presidente di una Onlus. Infatti tra l'altro mi ha colpito molto, non avevo idea del ruolo di Gianmarco riguardante le Onlus. Comunque sì, io fondai questa piccola Onlus quando avevo 27 anni, con cui in maniera molto semplice mi esibivo pubblicamente come in questa circostanza, gratuitamente, andando a bussare allora alle istituzioni, agli assessorati, ai consigli comunali, e in questi spettacoli io raccontavo il mio viaggio in Sud America, in una favela in Brasile, mostravo le foto scattate in questa favela, accompagnavo questo susseguirsi di foto scattate e insieme alle persone creavo un patto dicendo: se comprate il mio CD torno là e faccio l'ambulatorio. Poi tornavo là, facevamo l'ambulatorio con un avvocato locale e tornavo qua con le foto dell'ambulatorio fatte. E questa cosa qui è durata quasi 10 anni. Ho conosciuto Lisa è stata coinvolta in tutto questo, è venuta là anche lei. Ma tutto questo per dirvi che la danza delle tre memorie è stato uno spartiacque, perché prima gli articoli del giornale mi chiamavano il pianista delle favelas e tutte le interviste vertevano su quello, su questa parte, diciamo, molto spirituale, perché ho scelto di fare questo dopo una morte scampata ai miei 23 anni. E allora ho interpretato questa mia non morte, una sorta di un dover scoprire il perché mi avessero risparmiato a 23 anni. E allora mi risposi che la cosa più elevata spiritualmente era dedicarsi a quell'80% di mondo che non è nato nel 20% del mondo e che ha molto molto meno di noi. Solo che a un certo punto tutto si era fuso, il Brasile è cambiato, io sono cambiato, tutto cambia e sono andato in crisi. Una volta effettuati tutti i servizi primari nella favela, quindi l'aspetto giuridico con l'avvocato, quindi un ufficio dei diritti umani, la scuola,
l'acqua e l'ambulatorio, quindi sanità, salute, educazione. Continuavano a chiedere soldi, nuovi progetti. Nel consiglio amministrativo di questo avvocato dell'associazione locale entrarono delle persone strane e quindi lo stesso avvocato Ayrton si dimise dal suo ruolo e sciolse quell'associazione. E io lì mi chiesi, ma le persone perché vengono, perché mi seguono? Per l'aspetto di alleggerimento della coscienza, che comprando un CD di Matteo Giorgioni avevano contribuito ad una buona azione, un po' come, non mi ricordo quel termine storico, sono le indulgenze, no? Erano le indulgenze, no? C'era anche una filastrocca, io non me la ricordo più. Ecco, vedi che c'era questa cosa qua, il Papa banchiere, mi mancava. Venivano lì per la mia narrativa, venivano lì per la musica, quanto valeva la musica in tutto questo insieme, e quindi scelsi di chiudere quella storia e mettermi in gioco solo con la musica, ma sempre per il benessere, non primario di una fascia di popolazione misera, povera, ma per le nostre povertà, quelle d'anima, di spirito. E allora la danza delle tre memorie è arrivata lì, in Sardegna, che poi ha segnato il nostro trasferimento, il nostro cambio, ed è proprio una melodia che è arrivata non da un dove, da un luogo, ma da un tempo, da un quando. Per quello ho scelto di chiamarla la danza delle tre memorie. E inizialmente le tre memorie rappresentavano una memoria individuale, la memoria collettiva, e poi mi sono dimenticato anche francamente quale fosse la terza. Perché nel corso del tempo anche il senso delle composizioni cambia, sia per chi le ascolta e sia per chi le ha così create, anche se non mi piace il termine. E ora in maniera granitica, gallurese, la danza delle tre memorie è un inno e un punto di contatto con tutte le nostre memorie, le memorie più profonde, i nostri antenati, ma non quelli conosciuti, troppo semplice, non i nostri genitori, i nostri nonni, i nostri bisnonni, che bene o male se andiamo in qualche armadietto o in qualche cassettino vediamo ancora le loro foto o i loro disegni, perché prima delle foto erano delle foto ibride con dei disegni. No, io parlo degli antenati di cui noi non sappiamo nulla, di 1000, 2000, 3000, chissà quanti mila anni fa, l'unione di quell'uomo e di quella donna hanno creato un altro uomo e una donna che a sua volta hanno creato fino a quando non siamo nati noi. E di fatto ognuno di noi è qui grazie a degli sconosciuti. E probabilmente l'istinto che ha avuto quella donna di pulizie nel dare il sacco ad uno sconosciuto va proprio lì, perché probabilmente lo sconosciuto di fatto non esiste, noi siamo qui, e quindi quella gratitudine arcaica, dimenticata nei confronti di quell'invisibile che sì, è l'essere superiore, ma anche questa magia attraverso cui ognuno di noi ha avuto una mamma e così via, che ha avuto una mamma, e siamo qua grazie a entità probabilmente di cui non sappiamo nulla, neanche la loro iniziale forma, se era fisica o qualcosa di diverso. A tutti voi e anche a tutti loro la danza delle tre memorie.
Un giorno entro in casa e sento una lingua mai sentita prima provenire dallo schermo del PC con Lisa di fronte. Ascoltava, ripeteva, riascoltava, ripeteva. A un certo punto, incuriosito, vado da Lisa e gli chiedo: ma Lisa, ma che cos'è questa lingua? E lei si voltò e mi disse: è l'aramaico. E io ho detto: ma cosa stai facendo? Sì, volevo un attimo andare a fondo sul Padre Nostro. E anche lì sì, chi ricerca scopre tanto, e a volte la ricerca è anche un po' dolorosa, specialmente per quello dicevo, purtroppo sono laureato in storia, perché frequentando la facoltà a Bologna
su 36 esami, più o meno 30 erano tutti sul fascismo e nazismo. La storia contemporanea va da Cristoforo Colombo a oggi, a 90 Padovana, quindi ti poni delle domande di come mai il focus accademico su 36 esami in tutti questi centinaia di anni sia solo lì. Ti parlano sì di questi milioni di morti, ma non ti parlano di 10 volte di più i milioni di morti dei nativi d'America, nessuno te ne parla, e quindi inizi a porti delle domande e scoprirle, se sei un animo, come dire, non di quelli che diceva. È stato molto bello la cronologia di quello che non è divino, ed è bellissimo, e sei un po' sensibile, inizialmente soffri e quindi sei uno spartiacque, dici cosa faccio? Continuo a indagare, a ricercare, o per salvaguardia rimango nella mia zona di benessere? Probabilmente anche questo è il motivo per cui questo giochino degli ultimi 3 anni ha funzionato così bene, perché ammettersi verità così grandi e così brutte, per chi non è pronto, per chi non ha avuto delle basi, perché non ha avuto la fortuna di leggere libri, incontrare persone e avere un click, può essere veramente troppa roba. E così il Padre Nostro si scopre essere un qualcosa di molto più esoterico, molto più profondo, molto più codificato, un po' come la Divina Commedia e un po' come la Cura di Battiato. In base alle conoscenze che uno ha, o il Piccolo Principe, in base alle conoscenze che uno ha, arriva ad un determinato livello. E anche la Divina Commedia è proprio così. Come ce la raccontano a scuola, è il livello, quello della base della piramide, dei profani, del popolo. Poi se uno ha delle conoscenze può capire che la Divina Commedia è molto, ma molto di più. E così, Padre nostro che sei nei cieli, è una palla, perché letteralmente la traduzione letterale dell'aramaico è Padre nostro che sei ovunque, e cambia tanto. Ed è un settenario il Padre nostro, e ogni piccola parte ha un contenuto di una profondità pazzesca, senza parlare dei debiti, rimettere i nostri debiti, ma che cos'è quella parola tradotta in italiano, debiti? E invito a voi, se avete voglia, di ricercare, perché è bellissima, è una preghiera bellissima. Tra l'altro, da quel poco che so, è l'unica che veramente si rivolge direttamente, non è stata costruita poi dopo da istituzioni fatte in seguito. È lui che si rivolge al Padre. E c'è anche dell'ermetismo dentro, come in cielo così in terra, è molto simile e riporta alle tavole smeraldine, come in alto. Insomma, è veramente un qualcosa di... Scegliamo sempre i nostri brani con grande attenzione e cura, ed è una grande responsabilità scegliere di fare brani di altri. Io dedico questo brano a tutte le persone che sono state in grado di sacrificare qualcosa di sé, sacrificare qualcosa per essere in linea con la propria anima. Quindi anche in questi 2 anni c'è chi ha sacrificato qualcosa per essere profondamente coerente con la propria anima. Padre nostro.
Grazie a tutti. Grazie Gianmarco, grazie Rosanna, grazie Marco, grazie a tutti. Grazie. Qui tutti i protagonisti della serata, Marco vieni, Gianmarco vieni, Rosanna vieni. Sì, sì. Per un saluto. Sì. Cosa devo dire? Io
sempre questo dico, io vi amo con tutto il mio cuore, sono felicissima perché, come ha detto Matteo Giorgioni, ora non si guarda più la quantità, ma la qualità. È vero o no? Grazie. Allora, basta così.